Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi esaminiamo una partita di Carlsen contro Carlsen. No, non ci sono dei cloni, ma è semplicemente il campione del mondo col bianco sfiderà col nero se stesso quando aveva 18 anni, ovviamente con la sua app che simulerà il suo gioco appunto da diciottenne. Il mio consiglio per tutti coloro che sono agli inizi e si stanno approcciando in questo fantastico gioco è: non giocate con le app, non giocate con i computer, perché semplicemente hanno uno stile diverso, diversissimo di giocare rispetto a quello umano, ma non solo, non riescono a simulare bene la forza di gioco. A volte giochi magari contro un computer a Elo 1000, ti gioca da gran maestro fino alla 30esima mossa e poi alla 31esima ti mette in presa la donna. Cioè, non gioca così il giocatore da Elo 1000, quindi è veramente... Ci sono tantissimi siti, giocate online con giocatori della vostra stessa forza e non vi preoccupate, capita a tutti di vincere, di perdere, ma andate tranquilli, giocate contro altri esseri umani. Detto ciò, andiamo a esaminare questa partita. E4 è l'apertura, C5, cavallo F3 e 6, difesa siciliana, variante frangese D4, cambio, cambio a 6 per impedire tutte queste entrate su B5, alfiere D3, il bianco si eh, presta ad arroccare corto, cavallo in E7, guardate la faccia di Carlsen dopo questa mossa della serie. Io a 18 anni non ho mai giocato neanche una volta nella mia vita per sbaglio questa variante e adesso arrocco corto. Sviluppo dell'altro cavallo, cambio, cambio. E adesso che cosa giocheresti se fossi il bianco? Tenendo conto che hai già arroccato, sicuramente dovrai tirare fuori gli altri pezzi. Ci sono tante mosse buone. C'è alfiere 3, torre in E1, vanno tutte bene. Cavallo C3, cavallo D2. Ma quando sei un genio. Donna G4, qual è l'idea di donna G4? È di impedire lo sviluppo del tuo alfiere, che sia in E7 piuttosto che in C5, piuttosto che ne so, poiché se togli l'alfiere perdi questo importantissimo pedone e perdi poi praticamente anche l'arrocco. Quindi queste sono quelle mosse fastidiose tipiche dei gran maestri. Donna F6 in modo tale da liberare lo sviluppo del proprio alfiere e proteggere questa casa. Cavallo C3, povero questo cavallo qui, era meglio lo sviluppo in D2, perché? Perché se cerchiamo di capire dove può andare questo cavallo, in realtà ha tutte case poco favorevoli, no? Mentre da D2 si sarebbe potuto adattare un po' meglio alla situazione, sarebbe potuto andare in C4, sarebbe potuto andare in F3, eccetera, eccetera. Ma non biasimiamo il campione del mondo, anche perché stava giocando una partita lampo, era lì col cellulare, gioca veloce, senza tempo, quindi è ovvio, no? Alfiere 7, F4. Oh, la partita si fa interessante, aggressiva, anche se questa mossa F4 ha indebolito questa lunga diagonale e infatti adesso Carlsen a 18 anni ne approfitta per approfittare di questa debolezza con scacco, re H1 e adesso arrocco corto. Qui la situazione non è difficile, anzi il bianco sta bene, però siamo sempre lì. Dove piazzo questo alfiere? Lo piazzo in D2? E se poi mi arriva, non so, cavallo in B4, devo spostare questo alfiere. E se poi sposto questo alfiere, perdo l'alfiere che ho messo qua. Iniziano ad esserci un po' di complicazioni di questo tipo, cioè dove caspita metto questo alfiere? Ovviamente non lo si può mettere in E3 perché viene perso, in D2 abbiamo visto quali sono i problemi, infatti su questa mossa Carlsen ci pensò più del solito e alla fine giocò cavallo in E2, che non è ritenuta la più forte, le migliori suggerite dal computer qui semplicemente erano A3 per impedire queste entrate qui. Cavallo in E2, dunque la mossa che si attacca alla donna che si ritira in B6, dando fastidio a questo pedone e ancora una volta si impedisce lo sviluppo di questo alfiere da qualche parte, poiché cade questo pedone. Cavallo G3 e il cavallo inizia a supportare attacchi con la donna per ipotetici matti su G7 e ora G6 e con G6 vengono bloccate queste entrate al cavallo. E adesso ci vuole una bella spinta di rottura. F5, oh, si fa
leva su questo pedone che è inchiodato, che non può catturare poiché c'è la donna che tiene sotto scacco il re avversario, ed è una mossa molto forte. E in più si minaccia anche l'entrata su F6, dove da F6 questo pedone farà una bellissima, controllerà al meglio questa casa G7. Dopo manovre di questo tipo c'è lo scaccomato, quindi bisogna fare molta attenzione. Qui il nero gioca cavallo in E5 e adesso che si minaccia la donna, viene spostata la donna in H3 e per F5 e per F5. Ecco, qui purtroppo nelle partite blitz non vedi le possibilità, ma qui c'è stato un errore. Qui il nero stava regalando la partita, piuttosto che giocare questa, che comunque poi porta a una posizione sostenibile assolutamente per il nero, bisognava giocare questa, cavallo per F5. Riesci a capire perché cavallo per F5 è vincente? Poiché in caso di cattura non solo adesso ti sei sguarnito con l'arrocco, ma questo è il minimo. Adesso c'è donna G3 con attacco doppio sul re e cavallo. Il cavallo può andare in G6 per salvarsi lui e salvare allo stesso tempo il re, ma dopo è per F5. Ancora una volta c'è questo cavallo che non si può togliere perché è sotto inchiodatura e quindi poi si va a ottenere una buonissima posizione. Comunque non è che è andata male così, È per F5, D5, adesso c'è anche questo alfiere che finalmente si è liberato. È il turno del bianco che ancora una volta è qui con l'alfiere nella casa di partenza, poiché deve controllare questa casa in B2 e dunque adesso finalmente è il turno di togliere questo alfiere che minaccia questa torre, quindi adesso il nero ha qualcosa a cui pensare e poi ci sarà assolutamente il tempo per curarsi, prendersi cura di questo pedone. Torre in E8 e ora torre in A, va in E1, qui Carlsen dice ma sì, portiamo le torri all'attacco, qui adesso bisogna sfondare tutto, alfiere F6 e su questa mossa ancora la faccia di Carlsen mi fa morire ragazzi, cioè potrei fare video solo con le sue facce, cioè è la cosa più bella del mondo. Probabilmente non si aspettava questa mossa e qui viene giocata torre 3. Ricordiamoci che la donna non può catturare perché la torre è tenuta dall'alfiere. Torre 3 è una buona mossa, la torre sulla terza traversa e controlla un bel po' di cose. Alfiere di 7, finalmente anche questo alfiere campochiaro viene sviluppato e adesso qui bisognava giocare la semplice B3. B3 toglieva questo pedone dall'attacco dell'alfiere, controllava questa casa per il cavallo, una semplice mossa tranquilla. Qui ti dico io com'è andata, qui Carlsen si era rotto di sta pagliacciata, perché dai, una pagliacciata, giocare contro se stesso a 18 anni con un'app che simula la tua forza, e qui hai giocato cavallo in H5. Sacrificio del cavallo, che viene chiaramente accettato, ma dopo questo sacrificio il computer dà netto vantaggio al nero. Qui non so se lui veramente pensava di riuscire ad avere un compenso per questo sacrificio. Assolutamente la colonna G è aperta. È vero che questo alfiere fa da intralcio, ma da qui a dire farò matto in poche mosse, non lo so, perché quando fai sacrifici di questo tipo vuol dire che ricerchi un matto. Donna per H5. Qui tra l'altro il nero cambia anche l'alfiere, quindi anche questo alfiere importantissimo di questa diagonale non c'è più. E vediamo un po' come va la situazione. Adesso qui Carlsen giovane gioca donna F2, una mossa molto raffinata, tipica dei computer. Chiaramente non si può catturare la donna perché semplicemente si prende il matto. Scacco, l'ultima difesa è questa torre, matto. Quindi su donna F2 Carlsen gioca torre F3, le due torri comunicano. Questa mossa in realtà donna F2 è più scenica che altro. Qui andava benissimo una semplice alfiere B5 con attacco a entrambe le torri. Qui il bianco doveva prendere tempo con uno scacco, re in H8, donna per F7, torre per G8 e qui comunque il nero avrebbe avuto un ottimo gioco. Ma torniamo alla nostra donna F2, torre F3 come dicevamo prima e adesso donna in E2. La donna in E2 è molto forte
Quando una donna tiene sotto scacco entrambe le torri, sono cavoli amari, poiché nessuna delle due torri può togliersi dal controllo dell'altra, altrimenti l'altra cade. Quindi è un'ottima posizione questa per la donna. È il turno del bianco che gioca alfiere G5, alfiere per B2, qui addirittura ci si va a pappare gli altri pedoncini, e qui ora c'è la mossa che permette al bianco di pareggiare il gioco. Riesci a vederla? Chiaramente si tratta di F6, F6 chiude il ritorno e la diagonale e ora si minaccia chiaramente mosse come donna qua, matto. Re in H8 per dare spazio alla propria torre di andare sulla colonna G, alfiere in H6. Adesso ti faccio vedere altre soluzioni, oltre alfiere H6 c'era come possibile donna per F7, si minaccia questo alfiere, torre G8, si minaccia questo alfiere, donna per alfiere, torre per alfiere e adesso torre in 1 va in F2 con gioco assolutamente pari. Dopo invece alfiere H6 abbiamo torre G8, ora torre e donna cooperano su G2 e qui niente, ci sono poche difese. Alfiere G7, adesso però il nero può dare la qualità, perché tanto ricordiamoci che è in vantaggio di un pezzo il nero, dopo quel sacrificio. E per G7, alfiere per G7. Fermiamoci un attimo qui, il bianco ha donna e due torri, il nero ha torre, donna e due alfieri, e questi due alfieri ad occhio e croce saranno a breve più forti delle torri che sono costrette, soprattutto questa torre, a rimanere in prima traversa ad evitare i matti, quindi questo re bianco per ora non ha case di fuga. Donna F7 con minaccia anche su questo. Torre F8 e qui purtroppo c'è la fregatura, non si può catturare poiché a seguito della cattura c'è questa donna per F1 scacco, il bianco è costretto a catturare, cattura di torre matto. Quindi su questa fregatura qui Carlsen è costretto a dare la donna per torre alfiere e ci troviamo a giocare un finale di questo tipo, due torri contro donne e alfiere, è un finale praticamente perso, la partita continuò per qualche mossa ancora, qui sembra oddio che figata, attacco doppio, in realtà ripetiamo che dato che la donna sta controllando questa torre non possiamo mai spostare l'altra torre, altrimenti non solo perdiamo la nostra torre ma prendiamo anche il matto. Re G6, torre in 1 va in F6, adesso queste due torri, ripeto, devono rimanere sempre in collegamento per difendere la prima traversa, Re G5, H4 cercando di far venire il re avversario verso di noi e avere anche un po' di iniziativa, di guadagnare tempi. Re per H4, torre G7, si minaccia il matto del corridoio, adesso queste due torri controllano queste colonne, si minaccia torre qua, sei costretto a mettere davanti la donna, te la pappo e magari me la gioco molto bene nel finale. Alfiere G4, questa è una mossa bellissima, non solo questo alfiere G4 fa da scudo in caso di scacco su H6, ma fa da perno, anzi lo vediamo proprio adesso, torre H6 scacco, il re gira qui, torre H3 scacco, l'alfiere chiaramente non può catturare poiché è inchiodato, il re si deve spostare e questo alfiere ha fatto veramente da scudo al re, bellissimo. Segue, scacco, re ne 1, ora c'è sì la torre sotto che attacca su H7, donna per G2, torre per B7 e qui viene giocata re in F1 e insomma qui il bianco abbandonò con uno svantaggio di meno 12, poteva abbandonare molto prima ma ha provato a giocare ancora un pochettino. Niente, quindi ragazzi, un consiglio che do veramente col cuore, giocate contro esseri umani, che male c'è? Si possono trovare partite a tempo ragionato, a 30 minuti, a 40 minuti, senza problemi, oddio, senza problemi non proprio, però soprattutto se sei all'inizio trovi facilmente giocatori che hanno bisogno di più tempo per giocare, poi man mano che si sale di livello, ahimè purtroppo è sempre difficile trovare partite con minutaggio più lungo di 15 minuti. Bene, spero che questo video di oggi ti sia piaciuto, che sia stato perlomeno divertente, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento
e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!